Morto il 43enne ghanese che aveva ingerito acido muriatico dopo aver tentato di uccidere la moglie incinta nel loro appartamento di Bassano del Grappa. Dal nuovo attacco all'autonomia da parte delle imprese del Mezzogiorno a ricorso contro la delibera per l'assunzione di medici neolaureati. Veneto nel mirino, Zaia dice basta con i no. Nuove accuse di Freddy Sorgato, accusato dell'omicidio di Isabella 90 contro Manuela Cacqua. Una bugiarda, dice riaprite il caso. A Ponte di Piave l'operaio senegalese denuncia di essere stato minacciato e insultato per strada solo per aver chiesto una informazione. I presenti sotto shock, la madre ricoverata in ospedale dopo il dramma al quale ha assistito, maestra ancora sconvolta dopo il gesto del 19enne che si è gettato sotto il treno poco dopo essere stato dimesso dal nosocomio. E caccia lo scippatore seriale che sta colpendo ripetizione a Paese, nei comuni vicini, l'ultima vittima una 76enne caduta e finita all'ospedale. Il sindaco raccomanda massima prudenza alle anziane. Madonnina piangente a Ponte di Piave, per la prima volta ai microfoni il parroco della parrocchia che prima di parlare di miracolo predica prudenza. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali La Cronaca. In primo piano ricorderete il grave fatto di cronaca di Bassano del Grappa, un 43enne ghanese che aveva tentato di uccidere la moglie incinta e poi aveva ingerito dell'acido muriatico. L'uomo è morto dopo un mese di ricovero. È morto dopo un mese e mezzo di agonia Prince Johnson, il ghanese 43enne che aveva tentato di uccidere la moglie, sua connazionale, incinta del loro bimbo, colpendola con un'accetta alla testa e al tronco, per poi ingerire una bottiglia intera di acido muriatico che teneva in camera da letto. Il dramma è in questo appartamento lungo strada Marchesane a Bassano. La donna era stata trasportata d'urgenza al San Bortolo di Vicenza, dove è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici. Ora sia lei che la creatura che porta in grembo stanno bene, ma per Johnson, piantonato in ospedale accusato di tentato omicidio, la situazione era disperata. L'acido ingerito aveva corroso l'esofago, gli organi interni, la sua vita appesa a un filo. Ieri sera il decesso. Un episodio che aveva sconvolto il quartiere di Marchesane, dove la coppia viveva da anni. Quella notte di inizio luglio i due avevano cominciato a litigare nella loro camera da letto. A un certo punto l'uomo aveva impugnato l'accetta, si era avventato contro la moglie con una violenza inaudita, per poi indirizzare la stessa violenza contro se stesso e ingoiare il liquido mortale. E adesso torniamo a parlare di autonomia, ma anche della delibera dei medici, delibera del Veneto sull'assunzione di medici neolaureati, due temi per i quali il Veneto è nel mirino e da diversi fronti. Le parole del governatore Luca Zaia di fronte a questi due attacchi simultanei. Il Nord da solo può ambire al massimo a fare il terzista di lusso alla Germania. Così al meeting di Rimini Adriano Giannola, presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno, che attacca l'autonomia chiesta dai governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, prevedendo, in caso di vittoria elettorale leghista, una più virulenta ripresa di queste richieste senza mediazioni. Torneranno alla carica, se vincenti, più aggressivi e più forti, dice, con Salvini ancor più dipendente dai governatori. Prendo atto che parla dell'autonomia della Sicilia, non mi risulta che al nord le autonomie funzionino male, ma non parlo solo di quelle italiane, ma parlo di quello che è l'autonomia tedesca piuttosto che in altre comunità. La verità è che l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, la responsabilità spesso fa paura a qualcuno. La si smetta di dire che l'autonomia che propone il Veneto è la secessione dei ricchi. La verità è che è un'assunzione di responsabilità e anche la volontà di non sprecare più, visto e considerato che in questo paese, l'Italia, si sprecano ogni anno 30 miliardi di euro di sprechi nelle pubbliche amministrazioni. Autonomia che darebbe ossigeno al Veneto anche nel delicato settore della sanità. La NAO, il principale sindacato dei medici, ha deciso di impugnare la delibera con cui la Regione ha autorizzato l'impiego negli ospedali di laureati in medicina privi di specializzazione per far fronte alla carenza di professionisti, 1.300 a livello locale e 56.000 sul territorio nazionale. Ai propri avvocati il sindacato ha dato mandato di inviare un esposto denuncia alla Corte dei Conti. Io parto da un presupposto che un ragazzo che ha studiato 6 anni si laurea in medicina, in più fa un anno di abilitazione, non lo ritengo un bamboccione, non lo ritengo un mentecato, non lo ritengo un incapace, ma lo ritengo un medico neolaureato, abilitato, che ancora per carità non ha la scuola di specialità, non avrà fatto i 5 anni aggiuntivi per diventare pediatra piuttosto che anestesista
o per altre specialità, ma è un medico. Come già accade in altri paesi europei, aggiunge il governatore, che conclude. Prendiamo atto ancora una volta del fatto che c'è qualcuno che ricorre contro le nostre delibere, leggeremo le motivazioni, è un diritto ricorrere contro le delibere della Regione del Veneto e le delibere degli enti, e dopodiché ovviamente difenderemo la nostra delibera. Si è parlato di autonomia, anche non solo di medici, autonomia sul piatto anche ieri sera a 20:10, erano ospiti di Lucio Zanato, Nicola Finco della Lega e Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle, tutto questo ormai a poche ore dal discorso atteso alle 15 del Premier Conte, potrebbe essere questo, quello di oggi, l'ultimo giorno del governo giallo-verde. Sentiamo allora i due ospiti sul tema autonomia. Oggi la partita dell'autonomia è una partita che in primis si fa bene al Veneto, ma fa bene anche al resto del paese, perché quando ci sono i pazienti che partono dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Basilicata per venirsi a curare al nord, vuol dire che un problema di amministrazione e di governance a livello locale c'è ed esiste. Penso che nessuno sia contento di farsi 700-800 km per andarsi a curare. E come mai queste regioni non riescono a garantire gli stessi servizi che diamo noi a parità di costo? Ci sarà un problema, no? Io credo che su questa materia bisogna, ripeto, fare un discorso molto serio. Aver fatto innescare questa battaglia nord contro sud è quello che è di più pericoloso per il tema dell'autonomia. L'autonomia è giusto che ce l'abbiano tutte le regioni che sono virtuose, che dimostrano di saper amministrare bene i soldi, già da oggi, già dalle competenze che hanno. E ripeto, il tavolo si deve reggere sulle tre gambe che sono il fondo di perequazione, i costi standard e i livelli essenziali di prestazione. Se non ci sono una di queste tre gambe, il tema dell'autonomia non può minimamente stare in piedi. Un altro dei temi sul piatto e che rischia appunto di impantanarsi definitivamente con la crisi di governo, di un governo ormai quasi concluso. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Torniamo alla cronaca adesso per parlare di nuovo dell'omicidio di Isabella Noventa, nuove accuse di Freddy Sorgato contro Manuela Cacco. Come già fece la sorella Deborah, anche Freddy Sorgato, accusato insieme a lei dell'omicidio di Isabella Noventa, sceglie una lettera per ribadire la sua innocenza. La missiva scritta in stampatello è stata indirizzata a maggio al quotidiano Il Gazzettino. Il camionista ballerino in carcere dal 2016 si è scagliato contro la sua ex amante, la tabaccaia Manuela Cacco, sua principale accusatrice. La donna, con il suo racconto, all'epoca dei fatti incastrò i due fratelli Sorgato, accusandoli di essere gli autori materiali del delitto avvenuto, secondo la Cacco, nella villa dell'autotrasportatore Noventa Padovana in via Sabbioni. Proprio grazie a quelle dichiarazioni Deborah e Freddy vennero condannati in primo e in secondo grado a 30 anni, mentre Manuela Cacco a 16 anni e 10 mesi per la sua collaborazione con gli inquirenti. Freddy ha scritto la lettera a maggio dicendo che Isabella si è allontanata spontaneamente e non è stata uccisa. Il testo è stato letto a Manuela, che si trova nel carcere della Giudecca. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, la donna avrebbe affermato: se Isabella è viva io devo uscire dal carcere. In questa affermazione Freddy ora ripone le sue speranze di essere creduto dai giudici della Cassazione e di far riaprire il caso. Il camionista accusa la Cacco di essere stata la responsabile del suo arresto e di quello della sorella, millantando false ricostruzioni sotto la promessa di essere rilasciata. La tabaccaia ha sempre raccontato che Deborah, con la complicità del fratello, ha preso a martellate Isabella la notte del 15 gennaio 2016 e poi è stata fatta sparire, mentre lei, vestita con il giubbotto della donna, passeggiava in centro a Padova per deviare le indagini e far credere l'allontanamento volontario. A Ponte di Piave adesso nella Marca Trevigiana, con la denuncia di un operaio senegalese che ha raccontato di essere stato minacciato e insultato per strada solo per aver chiesto una informazione. Minacciato e insultato per il colore della sua pelle, a denunciarlo un 53enne di Salgareda, operaio di origini senegalesi, che aveva l'unica colpa, se si può dire così, di aver chiesto un'informazione per strada, non riuscendo a trovare l'ambulatorio del sostituto del suo medico di base a Negrisia di Ponte di Piave. Prima un uomo, poi una donna, forse la moglie, uscita appositamente di casa, l'hanno insultato violentemente. Negro, tornatene in Africa. Ho temuto, dice lui, Omar Seye, di essere aggredito. Il 53enne ha ripreso con il telefono alcune fasi di questo violento alterco, decidendo un paio di giorni dopo di denunciare il fatto ai carabinieri, non per polemica, dice, ma per giustizia. Seye, in Italia da oltre 30 anni, vive a Salgareda con la moglie e i 3 figli ed è attivo nel mondo del volontariato e dell'integrazione. Ora, dice, vorrei incontrare il sindaco di Ponte di Piave per concordare una modalità per sensibilizzare i suoi cittadini su questi temi. E
E a proposito di accuse di razzismo, i nuovi guai per l'ex gestore dello stabilimento balneare di Punta Canna a Sottomarina. Dopo la bufera scoppiata 2 anni fa, l'ex gestore dello stabilimento balneare Punta Canna a Sottomarina è nuovamente nei guai. Questa volta il 66enne Gianni Scarpa è stato denunciato dai carabinieri di Chioggia per aver discriminato una ragazza di colore sulla spiaggia, tanto da convincerla ad andare via. È successo a Ferragosto. Stando alla ricostruzione dei militari, Scarpa avrebbe attuato ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti della donna, accompagnandosi con musiche e frasi diffuse tramite apparati acustici e un megafono. Alla fine, la ragazza, che vive nel Padovano, nata in Italia da genitori originari dell'Africa occidentale, ha lasciato la spiaggia in compagnia dell'amica che era con lei. Poi ha chiamato i carabinieri, che poco dopo sono intervenuti sul posto e al termine degli accertamenti hanno denunciato il 66enne. Lui però sostiene che non sia andata esattamente così. Io non so cosa queste due signore qui avvicinate. Io rimango incredulo, rimango stupito. Io ho solo detto che se si va a votare bisogna votare Salvini o la Meloni e salviamo Berlusconi per il suo grande attaccamento e di conseguenza tutti rivelano ed era una giornata goliardica, una giornata meravigliosa. Ho detto 4 parole, mi sono permesso di fermare il cantante e prendere il microfono e ci siamo divertiti tutti, poi scendo e questi mi attaccano e lei ce l'ha col PD, ho detto tutti sanno che sono antidemocratico, ma dove è il problema? Te vota PD e io voto Salvini, siamo a posto. Ma noi qui non vogliamo più, andiamo via, ma mettetevi lì nei lettini, no andiamo via, anzi chiamiamo i carabinieri. E così hanno fatto. 2 anni fa Scarpa aveva fatto parlare di sé anche per i cartelli inneggianti a Mussolini, comizi in riva al mare, messaggi discriminatori diffusi tramite gli altoparlanti. La vicenda aveva avuto uno strascico giudiziario, ma le indagini per apologia di fascismo erano state archiviate. Ancora la cronaca, un incidente in montagna, un boscaiolo grave ad Enego per essere stato colpito da un tronco. Enego stava tagliando le piante in un bosco in via Costa di Qua quando è stato colpito da un tronco. L'uomo, seppur ferito, è riuscito a dare l'allarme chiamando i familiari che hanno avvertito a loro volta i soccorsi. I pompieri di Asiago assieme al personale antincendio boschivo hanno assistito l'uomo e pulito il pendio per permettere ai sanitari del SUEM di raggiungere il boscaiolo, che è stato verricellato sul posto. Ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Vicenza. A Mestre invece adesso, per tornare a parlare del dramma terribile del 19enne che ieri sera si è gettato sotto il treno alla fermata dell'ospedale della stazione davanti agli occhi della madre atterrita e dei passanti, una città ancora sconvolta per quanto accaduto. Ci racconta l'atmosfera un po' di oggi Anna Maria Parisi da Mestre. Anna Maria. Buongiorno da Mestre, dove una cittadina ancora sotto shock per quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio, a metà pomeriggio, dopo le 16:30, quando all'ospedale dell'Angelo, alla stazione dell'ospedale dell'Angelo, un ragazzo di 19 anni di Pordenone si è tolto la vita gettandosi sotto a un treno in corsa e sotto gli occhi atterriti della madre, ma per lui non c'era niente, non c'è stato più nulla da fare. Impietriti dal dolore tutti, ancora oggi, tutta l'intera cittadinanza, con la madre naturalmente sotto shock. Erano seduti su una panchina in attesa del loro treno, ma ripeto, ancora oggi gli investigatori della Polster stanno ancora cercando di ricostruire che cosa sia effettivamente accaduto in pochi attimi. Il ragazzo in passato pare che avesse avuto qualche problema di, diciamo così, instabilità a livello psichiatrico, ma che nulla facesse presagire a quanto purtroppo accaduto ieri. Ora spetta agli inquirenti della Polster, ripeto, capire che cosa sia accaduto pochi istanti prima di questa terribile tragedia.
e da Mestre è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. L'ultima vittima è un'anziana di 76 anni che è caduta, strattonata e finita all'ospedale. Parliamo di uno scippatore seriale in azione nella zona di Paese e dintorni. Ci sono indagini a buon punto, dice il sindaco, che nel frattempo raccomanda massima prudenza proprio alle anziane. 2 a Paese, una a Castagnole, Postioma e l'ultimo di Padernello, quindi siamo a quota 5. La situazione è diventata davvero pesante. 5 tra scippi e borseggi in poche settimane solo a Paese, senza contare quindi gli episodi a Ponzano Veneto, Arcade, Villorba. L'ultimo caso sabato proprio a Paese, vittima una 76enne finita all'ospedale. Mentre era in sella la sua bicicletta è stata affiancata da un individuo in mountain bike, pelle chiara, che le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra. L'anziana ha battuto la testa ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il sindaco ha chiesto alla polizia locale un potenziamento dei controlli. Ho già dato a disposizione alle forze dell'ordine nostre, la polizia locale, di intensificare i controlli dalle 10 alle 12 in tutto il territorio, in collaborazione ovviamente con l'Arma dei Carabinieri. L'episodio spiacevole è avvenuto a Paese, fortunatamente è stato ripreso dalle nostre videocamere, abbiamo fornito il video ai Carabinieri. Sono sulla buona strada, quindi io confido nell'operato delle forze dell'ordine. Non un ladruncolo improvvisato, ma un malvivente che osserva le sue vittime, spesso le segue dal bancomat o dall'ufficio postale. Il sindaco invita le anziane alla massima prudenza. Mi sento di dare un consiglio molto spassionato, almeno in questo periodo, finché non riusciamo a portare a termine l'indagine, di muoversi mai da sole, magari accompagnate, possibilmente con dei familiari, ecco, perlomeno in questo periodo qui. In bicicletta, attenzione, non mettete la borsa davanti al cestino, non tenete la tracolla, perché l'episodio ultimo di Padernello abbiamo visto che non porta poi a violenza e può anche finire male, ecco. A Padova adesso torniamo nella città del Santo. Il fenomeno della prostituzione su strada, a parte l'Arcella, ha lasciato le zone abitate della città e si è spostato soprattutto in zona industriale. E tra le prostitute aumentano le donne che chiedono una via di fuga dallo sfruttamento alle operatrici e agli operatori di strada. Una trentina all'Arcella, la metà in zona Fiera e Alimena, ben 65 in zona industriale. La mappa della prostituzione su strada a Padova negli ultimi anni ha trovato le sue zone pressoché definitive, ma il numero delle donne sfruttate sessualmente è sempre alto, 125, ed è una somma in difetto. Resta difficile, forse impossibile, quantificare quello delle prostitute in appartamento. Registriamo ancora un calo delle presenze delle giovani donne nigeriane su strada, ma rispetto alle richieste d'aiuto continuano ad essere quelle che ci contattano di più e che chiedono di fuoriuscire dallo sfruttamento, insomma, sessuale. Il fenomeno della prostituzione è controllato da organizzazioni criminali dell'Est Europa e della Nigeria. A Padova e in Veneto è attivo il progetto NAVE, Network Antitratta Veneto, che ha un numero verde di cellulare di emergenza e una rete di assistenza. Operatori e operatrici delle Coop Mimosa e Equality sono sulla strada 2 notti alla settimana. Propongono un percorso di uscita dallo sfruttamento o raccolgono SOS di vario tipo. Sono prevalentemente romene e bulgare, le donne che si prostituiscono in strada, anche quelle controllate appunto dalle organizzazioni criminali. Abbiamo visto anche nei loro confronti un aumento della violenza e anche un aumento delle richieste di aiuto. Fortunatamente, ecco, sanno a chi rivolgersi. Passa il tempo, ma la domanda di sesso a pagamento non cambia nel numero e nel tipo di uomini interessati. Sono giovani, spiega Maculan, di mezza età e pensionati, di tutte le fasce sociali e culturali, persone a volte anche utili alla nostra causa. La domanda del sesso a pagamento per noi è un contatto interessante, perché ci possono dare informazioni utili a raggiungere le persone vittime di sfruttamento. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora la prima edizione del nostro telegiornale. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Torniamo a Treviso, dove a settembre, fra pochi giorni, saranno attive
nuove strumentazioni per la polizia locale di Treviso per stanare chi abbandona i rifiuti, in particolare i rifiuti industriali, le cosiddette fototrappole. Comandante, insomma adesso arrivano anche le fototrappole. Sì, effettivamente arriveranno ben presto, abbiamo acquistato 5 fototrappole che arriveranno nel giro di qualche settimana e saranno installate immediatamente. Treviso è sempre più sicura perché è sempre più sorvegliata e dove non arrivano le telecamere fisse arriveranno le fototrappole per incastrare i furbetti del rifiuto. Un rafforzamento di quanto sta già facendo Contarina con un risvolto in più dedicato ai professionisti dell'abbandono, tra l'altro in crescita in questi ultimi mesi. La fototrappola nasce proprio per non essere visibile, quindi tanti scelgono dei posti dove non ci sono telecamere, che sono ben visibili, le classiche telecamere di sicurezza urbana. Noi con le fototrappole andremo ad installarle dove proprio non si vedono. I furbetti del rifiuto, soprattutto i professionisti, sanno che ci sono risvolti penali, quindi saremo puntuali a denunciare anche queste persone. Perché Contarina può sanzionare solo civilmente, mentre con queste fototrappole i guai per chi viene scoperto vanno al di là della semplice multa. Tra i luoghi già selezionati, tutta l'area attorno al palazzone di Via Pisa. La zona di Via Pisa è sotto controllo ormai da almeno 2 mesi, abbiamo fatto dei controlli nel grattacielo, però stiamo continuando i controlli al di fuori perché tutta l'area deve essere attenzionata. Là abbiamo problemi con i rifiuti e sicuramente le fototrappole ci daranno una grossa mano. Ma le fototrappole non serviranno solo a questo, altro fronte importante riguarda i luoghi di spaccio. Ci sono delle zone di Treviso che non sono videosorvegliate, che abbiamo già attenzionato con dei controlli, dove abbiamo trovato anche delle modiche quantità di droga, e queste fototrappole serviranno anche per queste indagini, saranno sicuramente uno strumento molto molto importante. Da qualche giorno c'è la determine, questo vuol dire che non saranno tempi biblici per la loro attivazione. Credo che per inizio del mese di settembre potremo essere già operativi. Torniamo a Padova adesso, materne, asili, nidi comunali, ecco le novità in arrivo a settembre. Anche Padova deve fare i conti con il calo demografico registrato in tutto il paese. Sono ben 21 i posti su 900 disponibili rimasti vuoti nelle scuole dell'infanzia comunali. Una tendenza simile a quella degli asili nido gestiti sempre da Palazzo Moroni. Anche qui su 880 posti ne sono rimasti liberi ancora 8. Per quanto riguarda i nidi, il Comune ha monitorato la situazione delle vaccinazioni. Abbiamo inviato 11 lettere a famiglie dicendo che non verranno accolti i bambini perché non erano in regola al 10 di luglio, termine ultimo per mettersi in regola con le vaccinazioni. La novità per gli asili nido comunali riguarda inoltre gli orari. L'accesso dei bambini sarà più flessibile per venire incontro ai genitori che devono accompagnare a scuola anche i figli più grandi. L'orario di accoglienza infatti è stato anticipato alle 7:30. Non cambia invece la questione della sorveglianza. L'assessore Piva si è detta assolutamente contraria all'installazione delle telecamere all'interno delle scuole materne e degli asili nido. Assolutamente non aiuta il clima positivo mettere una sorveglianza di telecamere in questi posti. Vorrebbe dire che noi portiamo dei bambini in un ambiente del quale non ci fidiamo. Io veramente lo trovo una cosa orrenda. Di nuovo a Treviso, adesso di nuovo a Ponte di Piave per parlare del caso un po' di cui si discute in paese e non solo da giorni, quello della statua della Madonna che sembra piangere. Ma il primo a parlare di prudenza è il parroco. Per ora non abbiamo elementi per dichiarare che ci sia qualcosa di soprannaturale. Il più cauto di tutti è proprio il parroco Don Giampaolo Bano. La parola d'ordine, ripetuta anche nella messa domenicale, è prudenza. Quasi una doccia fredda, almeno per quelli che speravano di essere di fronte ad un miracolo. Per appurare se quelle che hanno bagnato il volto della Madonnina siano state lacrime autentiche, così come sembrerebbe essere accaduto già 2 volte negli ultimi 2 venerdì e non un normale fenomeno fisico, serve tempo e le necessarie verifiche della curia affidate ad un delegato del vescovo. L'invito ai fedeli è di attendere nella preghiera. La pazienza è che non ci permette di esprimersi in maniera autentica sulla realtà di questo fenomeno, e questo ci permette di avere un po' la prudenza, ma anche la bontà di attendere perché la competente autorità possa anche esprimere un suo parere. Quando ci sarà
sarà messo al corrente e a conoscenza di tutti. Per il momento la cripta che custodisce la Madonnina rimane chiusa per evitare quello che sarebbe un prematuro via vai di credenti o di semplici curiosi. I nostri fedeli hanno anche desiderio di poter scendere in cripta, di vedere la Madonnina, che sempre hanno avuto la possibilità di accedere a questa cripta per la messa ogni giorno. Se adesso il loro parroco dice abbiate pazienza, attendete un po', è un fatto che è una statua, l'altra statua che c'è in chiesa più bella e più grande non ha dato nessun segno. Qual è allora delle due che dobbiamo credere? Non cerchiamo il miracolo, sottolinea il parroco, piuttosto meglio concentrarsi nella preghiera. Sono a disposizione per l'aspetto spirituale io e vigilare perché si crei comunione e non confusione. Non bisogna gridare al miracolo. Appunto, sì, grazie. In chiusura vi ricordo, lo dico ad Antenna, per le vostre segnalazioni di disservizi e problemi, redazione @antenna3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. L'appuntamento di questa sera a 20:10, ovviamente sul piatto tanti temi, dalla questione autonomia alla questione medici e ovviamente la questione governo nel giorno cruciale molto probabilmente per il futuro o meno di questo governo. Ne parleremo con Riccardo Barbisan della Lega, consigliere regionale e capogruppo della Lega a Treviso, e con Laura Puppato del Partito Democratico. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo instabile su Alpi e Prealpi, mentre sul resto del territorio ancora caldo e bel tempo grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Correnti più fresche lambiranno i settori alpini dove potrebbero verificarsi occasionali rovesci nel pomeriggio e in serata, mentre altrove si manterrà stabile. Temperature sostanzialmente stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 17 e 23 gradi, massime comprese invece tra 30 e 33 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole su tutti i settori. Qui i rilievi potrebbero invece essere risparmiati dalla pioggia. Temperature invariate, minime tra 20 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 32 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove dapprima avremo qualche acquazzone sui settori alpini di confine, col passare delle ore in estensione anche al resto della regione. Temperature minime sui 19 gradi, massime tra 30 e 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.